Alla prima vera occasione di incidere positivamente sull'economia, il governo di destra si frantuma in aula su un provvedimento impattante come lo scostamento di bilancio previsto nel documento di economia e finanza. Questa è la riprova che la maggioranza è saltata e la Valchiria Meloni si è trasformata in un agnellino con le idee sempre più confuse. Queste sono le prime parole che arrivano oggi dal parlamentare agrigentino di 5 Stelle, onorevole Ida Carmina, che afferma ancora come è gravissimo perché tra l'altro si mettono a rischio gli aiuti alle imprese, al welfare, ai giovani, alle famiglie, alla finanza pubblica e sarà sottoposta a duri monimenti. Perdiamo la faccia con l'Europa, continua Carmina, ritardare sul DEF non può essere un inciampo ma un autentico disastro che mina la credibilità e l'autorevolezza del nostro Paese. Nel mio intervento ho sottolineato che la propaganda urlata quotidianamente da Giorgia Meloni, che da oppositrice feroce al presidente Conte non faceva altro che demagogia populista, adesso la Premier e la maggioranza si chiariscono ancora una volta, hanno dimostrato di essere incollati solo al potere, ma non hanno alcun senso del ruolo istituzionale che ricoprono. Siamo qui a discutere del DEF, il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio, che indica una prospettiva di impegni a medio e lungo termine adottata dal governo italiano nel rispetto al patto di stabilità. Il primo della legislatura in corso del governo Meloni, definito in questi giorni prudente e moderato, vista la situazione di incertezza, ma più che di ambizione responsabile sa di immobilismo, austerità, soggiacenza ai diktat dei falchi dell'Unione Europea e lungi dall'essere ispirato dalla visione dell'Italia quale grande paese, dalle enormi risorse e potenzialità, appare un DEF debole e rinunciatario, come se l'Italia non fosse il grande paese che è, ma il fanalino di coda dell'Europa, a cui ricorrere col piattino in mano, proni rispetto alle indicazioni restrittive che l'Europa impone sulla base di logiche che hanno riguardo più alla quadratura dei conti che non al bene dei popoli europei e al bene degli italiani. Ma dov'è la Meloni? Dov'è finita la coraggiosa guerriera che si scagliava contro la Troica, contro la finanza dell'Unione Europea che imponeva sofferenza al popolo italiano? È scomparsa? La rivogliamo, vogliamo lei, quella di prima, quella che ha vinto le elezioni sulla base di queste promesse al popolo italiano.